Siamo con Domenico Longo. Ciao Domenico. Ciao Luigi, buongiorno a tutti. Tu sei uno chef, sei un cuoco prima di tutto penso, ma com'è nata la tua passione per la cucina? Perché è un percorso che credo avrai coltivato sin da giovane. È nata così in maniera fortuita, quando ero giovanissimo, come molte cose nascono per caso. Inizio a lavorare in una pasticceria rinomata del mio paese, giù in Calabria, e da lì poi mi è piaciuto molto questa alchimia, queste tutte trasformazioni, i profumi, il sapore, e da lì ho orientato le mie scelte verso l'alberghiero, l'ambito professionale, e facendo successivamente, dopo le scuole medie, la scuola alberghiera e conseguentemente varie esperienze lavorative. Tu ricordavi la tua regione di partenza, la Calabria. Io credo che nel tuo lavoro, nei tuoi piatti, ci sia il sole della Calabria, il mare, le montagne della Calabria, no? E in effetti rispecchio molto il territorio da dove provengo, dove sono nato, dove c'è questa calorosità che viene un po' trasmessa nei piatti, e ci sono tutti i profumi, anche la cultura da quello che è la regione, perché come tutte le regioni d'Italia anche la Calabria ha la sua storia, la sua particolarità, peculiarità per quanto riguarda i prodotti, le tradizioni agroalimentari, e da lì nasce la famosa dieta mediterranea, che è sinonimo e fa conoscere l'Italia in tutto il mondo per questo particolare approccio di stile alimentare, ed è quello che anche in qualche modo lo trasferisco in quelle che sono la mia cucina e i miei piatti. Prima di arrivare qui a Ponzano Veneto, qual è stato il tuo percorso dalla Calabria? Penso che ci siano state delle tappe intermedie che in qualche modo ti sono rimaste impresse particolarmente. Noi cuochi siamo un po' come dei nomadi, ci spostiamo in lungo e largo per acquisire esperienza, nuove filosofie di lavoro, di pensiero e anche maturità professionale. E le mie esperienze sono state tanto concentrate in Emilia-Romagna, in Toscana, in Lombardia e soprattutto qui in Veneto. In Lombardia è stata fondamentale per me l'esperienza che ho avuto con Sergio May alla Four Seasons di Milano, mentre in Veneto anche qui mi ha dato una grossa formazione, dove ho collaborato dapprima con la Nazionale Italiana Cuochi, all'epoca il team manager era Fabio Tacchella di Verona, e con Beppo Tonon, che è un maestro che non ha bisogno di presentazione, dove è stato l'inventore di una nuova cultura, una nuova tendenza per quanto riguarda la frutta scolpita nelle coppe gelato, nella buffettistica, e soprattutto poi altri maestri che ho acquisito le varie esperienze in giro, raccogliendone quelle che sono le caratteristiche, un po' come faceva Picasso, che raccoglieva vari spunti dai vari artisti del tempo e poi li sviluppava trasformando tutto un concetto. Alle tue spalle c'è un bellissimo dipinto, una natura morta che in qualche modo rispecchia un po' l'ambiente in cui siamo, ci sono degli ingredienti. Quali sono gli ingredienti a cui sei più affezionato, quelli che non mancano nella tua tavolozza di colori e di sapori? Sicuramente punto molto sui colori caldi, colori passionali che stimolano l'appetito e quindi danno una certa emotività e sensazione. In effetti ricordo c'era un famoso chef che diceva: volete avere successo nell'ambito professionale? Fate i piatti con i colori della bandiera italiana, e quindi sono piatti molto calorosi e coloriti, e chiaramente adattati a quello che è la varia stagionalità e reperibilità degli ingredienti. Sì, prima nelle fasi antecedenti all'intervista parlavamo appunto della stagionalità, che penso sia un elemento fondamentale, perché noi siamo qui a Ponzano Veneto, siamo un po' al centro di questo Veneto che offre tante possibilità, ovviamente in modo stagionale. Adesso siamo in una fase un po' autunnale, c'è qualche nebbia. Che cosa ti piace in qualche modo in questa fase portare nei tuoi piatti? Beh, sicuramente trovandomi qui in Veneto e da professionista, adattandomi, siamo in un periodo dove i prodotti principi della tavola sono soprattutto il radicchio rosso di Treviso, il famoso fiore di Treviso, zucca. Ci troviamo anche in un territorio dove è molto abbondante la cultura della mostarda. Adesso sono questi che mi vengono, i prodotti soprattutto che mi vengono in mente, solo per citarne alcuni.
Tu ovviamente, essendo professionista, ti adatti ai prodotti che trovi sul territorio. Vieni dal mare, sei un territorio in una campagna vicino alle montagne delle Dolomiti e quindi in qualche modo dovrai alternare il pesce con la carne. In effetti sì, carissimo Luigi, perché appunto da professionista mi devo adattare. Essendo un pochettino nell'entroterra e lavorando in una struttura dove abbiamo una clientela un po' varia, dal mitteleuropea italiana, devo un pochettino adattare i miei menù a quelle che sono le varie esigenze, quindi prevedo sia carne territoriale, prodotti del territorio, ma anche pesce, perché siamo a pochi passi da Venezia, quindi abbiamo anche una grossa cultura per quanto riguarda i prodotti di mare. Ecco, naturalmente prima accennavi alla struttura. Questa è una struttura importante e non sempre in queste strutture c'è una grande attenzione per la cucina, quindi qui invece la direzione ha voluto porre molto attenzione proprio nell'offerta, oltre che residenziale, anche appunto del menù, e questo grazie alla tua presenza. Sì, dal mio punto di vista, oltre alla struttura che ha una certa storicità, ma questo penso qualsiasi struttura, che ha una storicità, una presenza, anche un certo fascino, trovandoci, come in questo caso, in un'antica villa veneta. Il soggetto, la parte principale, anche oltre all'hotelleria, anche la ristorazione. La cucina è una delle cose più belle che abbiamo in questo mondo. È una struttura trae il giovamento proprio da quelle che sono il buon cibo, la buona cucina. Ma cosa ti ha convinto a venire in questo posto così un po' in mezzo alle nebbie padane? Allora, io attualmente lavoro qui all'Hotel Le Monaco a Ponzano Veneto a Treviso, una struttura di proprietà dei Benetton. Mi ha convinto il progetto della direzione, del nostro direttore Enrico Mazzocco, dove subito ci siamo trovati, avevo capito il suo intento, lui aveva capito anche la mia filosofia, sia come persona ma anche come professionista. E non è un caso che sono 6 anni che faccio lo chef in questa struttura, che da una parte, come ogni cosa, può essere una cosa positiva ma anche una cosa negativa, perché noi cuochi siamo un pochettino nomadi, però dall'altra parte vuol dire tanto, perché significa anche stabilità, aver avuto una bella sensazione, trovarsi bene da ambedue le parti, ma soprattutto stabilità. Momento, tu però la tua attività è varia, come dici tu, non si sta solo nelle 4 mura di una cucina, ma si esce fuori. Tu fai numerose consulenze, hai scritto, vedo che in mano hai anche un libro e so che hai un'attività molto, molto varia e anche sei molto attivo. Parlaci un po' di questo. Penso che sia importante per un professionista in ogni caso non fossilizzarsi. Oltre a rappresentare me stesso e l'azienda qui all'interno dell'Hotel Le Monaco, rappresento sempre me stesso e l'azienda anche esternamente tramite delle attività professionali di consulenza presso altre aziende, fiere, eventi, scuole di cucina. E in seguito anche a queste cose dove ho fatto anche dei concorsi per crescere sia umanamente ma anche professionalmente, sono nate molte cose di reazione, tipo delle manifestazioni e delle presenze in televisione tra Rai e Mediaset, nonché anche la nascita di 2 libri che io ho fatto. Il primo in particolare, dove è stato creato in seguito a una scuola di cucina, dove una signora un giorno mi dice: Domenico, sempre le donne, mi dice Domenico, ma ti rendi conto che hai un patrimonio di ricette, tra l'altro non copiate ma adattate, inventate per le occasioni, perché non fai un libro? Io sono rimasto, ho detto Domenico, stai dormendo, questa signora ha ragione, e sono stato ben felice che mi ha aperto in qualche modo gli occhi, e da lì è nato il mio primo libro. Mentre il secondo è nato in concomitanza con la mia presenza qui a Le Monaco, tramite la De Bastiani Editorio di Vittorio Veneto e Giampiero Rorato, dove parliamo un pochettino della mia filosofia di cucina e di quella che è un po' la cucina del territorio. Domenico, io chiuderei con una domanda forse scontata, che però mi piace sempre fare a voi cuochi, a voi chef.
Noi in Italia abbiamo un patrimonio di ricette penso inestimabile, credo il più ampio al mondo. Però è importante partire da queste ricette per poi creare, come dire, innovazione e contemporaneità. È una cosa che ti piace fare? Sicuramente, parlo per esperienza, Luigi, ogni cuoco deve avere una grossissima conoscenza di quella che è la cucina territoriale, e in questo caso nazionale, che viene tanto stimata in tutto il mondo. E partendo dalla cucina passata, noi cuochi, almeno io, sviluppo quelli che sono nuovi piatti, nuove tendenze in base al periodo, appunto in base anche alle tendenze, adattandomi a quelle che sono queste varie caratteristiche che mi circondano. Io da lì prendo tanti spunti e adatto i piatti della cucina territoriale, magari di ogni regione d'Italia, al periodo nostro, in base alla mia filosofia, in base anche alla mia esperienza che ho acquisito durante il mio percorso professionale. Bene Domenico, direi di ringraziarti a nome mio, a nome di tutti i nostri spettatori, e naturalmente ti invito a provare la tua cucina, perché in televisione possiamo dare semplicemente delle indicazioni, ma poi diciamo che la prova è quella, la prova diciamo del fuoco, del piatto, e quindi venirti a trovare qui a Ponzano Veneto e naturalmente di seguirti nelle varie tue consulenze che hai in giro, giusto? Sono io che ringrazio te, Luigi, per questa bellissima intervista, per questa tua presenza, e ringrazio le nostre persone che ci seguono. Buongiorno a tutti.